Bentrovati a Edicola Friuli. Oggi andremo in via Squini a Udine, quindi in pieno centro, ma prima di partire sfogliamo insieme come sempre il settimanale in edicola quest'oggi. Questa settimana parliamo di una riforma importante, quella sulla legittima difesa. Ladri in casa, cosa cambia? Ecco la nostra copertina. Una riforma che non convince né giudici né avvocati, tabaccai, benzinai, ma la richiesta di sicurezza rimane comunque altissima e allora la nostra regione vara un suo piano. Focus anche sui furbetti della malattia, certificati facili e influenza del lunedì. L'INPS si ritrova con le armi spuntate per le visite fiscali. Un nuovo patto contro la droga tra ragazzi, al via Udine il progetto Sapremo destinato a 500 studenti delle superiori. E poi un silenzio troppo rumoroso, Goriziano preda di Trieste ma guai a parlarne, ecco la reazione dei sindaci. Andiamo allora a sfogliare l'inchiesta portante di questo numero. Dateci agenti e non pistole. Abbiamo raccolto delle testimonianze. Chi ha subito un furto non sempre sostiene la legittima difesa. Le vittime friulane, pur sconvolte dall'esperienza della rapina, invitano a un uso consapevole delle armi perché l'importante è che nessuno si faccia male. Insomma, antifurti e telecamere sono un buon sistema per dissuadere i malviventi che vogliono entrare nelle abitazioni e negozi, e si cerca insomma di arginare questo problema con vari dispositivi. Ma il parere generale è che sia opportuna una legge che non obblighi le vittime a subire un processo, ma ci vogliono cautela e buonsenso quando si pensa di difendersi con un'arma in pugno. E abbiamo sentito naturalmente così la difesa è sempre legittima. Ecco qua la nuova legge, l'abbiamo un po' illustrata, addirittura d'arrivo le modifiche al codice che prevedono anche pene più severe per chi compie furti in casa, agevolato il risarcimento del danno alla vittima e priorità ai processi per omicidio colposo. Abbiamo anche qualche numero, ma siamo andati anche a sentire i pareri dei rappresentanti, in questo caso della politica, con l'assessore alla sicurezza Pierpaolo Roberti che dice la regione investe sul presidio del territorio. E poi abbiamo sentito anche il procuratore capo di Udine Antonio De Nicolo che dice una norma molto equilibrata e le modifiche sono rischiose, e anche l'avvocato Massimo Zanetti, vicepresidente dell'Ordine degli Avvocati di Udine. E siamo andati un po' a vedere anche l'INPS contro i furbi, armi spuntate. Chi sono questi furbi? I furbetti dell'influenza del lunedì. In nome della privacy, il sistema Savio, che permetteva di concentrare le visite di controllo sui falsi malati nel settore privato, è stato spento. Ecco perché l'efficienza delle verifiche è immediatamente crollata. Il maggiore sborso dopo la marcia indietro, stimato dagli analisti, si aggira intorno ai 4,1 milioni di euro. In Friuli Venezia Giulia non registriamo da tempo picchi anomali nelle assenze per malattia, e abbiamo discusso insomma. Alessandro Di Giusto è andato un po' a indagare questa situazione. Qui vedete appunto anche uno specchietto con le visite mediche private e pubbliche, e poi medici sempre più attenti, lo conferma Stefano Ugo 40, da 2 anni direttore regionale dell'INPS in Friuli Venezia Giulia. In questa regione si sta a casa soltanto se si è davvero ammalati. Barcis, turismo a rischio per il legno nel Friuli occidentale. Tra un mese parte la stagione, ma nel lago c'è ancora una grande quantità di tronchi abbattuti dal maltempo eccezionale di ottobre, e il sindaco Traina dice il tempo stringe. E pagina della cultura dedicata all'impressionismo, storie da applausi. Marco Goldin si cala nei panni del narratore per raccontare sul palco la vicenda artistica e umana dei protagonisti dell'arte dell'Ottocento. Non sarò il coordinatore di eventi per Udine, con il comune stiamo discutendo di possibili futuri allestimenti. Insomma, una ricca intervista tutta da leggere. E adesso invece ci spostiamo nel nostro paginone, non è centrale ma quasi, comunque è il nostro paginone delle foto con le bandiere del Friuli. E sì, perché continua ancora per 3 settimane la distribuzione della bandiera del Friuli, con un piccolo contributo in aggiunta con l'acquisto del settimanale. Qui vedete le nuove foto. Abbiamo detto che pubblicheremo naturalmente sempre immagini fresche e nuove che ci arrivano dai nostri lettori, dai nostri dalle persone, dai friulani, insomma, che mettono in viaggio questo piccolo pezzo di tela per poi sfoggiarlo davanti a monumenti e in diversi stati d'Europa, del mondo, insomma. Vedete un po', è una gallery ricca di immagini tutte da guardare.
E concludiamo il nostro giro con la doppia pagina di spettacoli. Le emozioni non si fermano al passato. Di cosa parliamo? Del Ceghedaccio, la festa revival più importante della regione e non soltanto, che si avvicina all'edizione primaverile. Da ben 26 anni, solo musica anni 70 e 80, da vinili dal sapore retro per un intrattenimento col sorriso. E autore di questo pezzo è Renato Pontoni, che è poi niente poco di meno che il patron di questo evento, naturalmente con Andrea Ioime, che poi ha raccontato l'evento retro, che però appunto non passa mai di moda sotto la Mirror Ball. Ed ecco a voi una pagina anche con un po' di foto d'epoca da non perdere. Eccoci, pronti per partire con Tommaso Ravo. Adesso andiamo in centro, in via Squini, venite con noi. Eccoci arrivati, siamo in via Squini a Udine, accanto a me Emanuele Mesaglio che gestisce queste edicola molto fornita, molto grande in una zona centrale. Come ti trovi qui? Insomma, ci sono state anche delle modifiche, sei adesso da solo a portare avanti un'attività che fondamentalmente è aperta 7 giorni su 7. Esattamente, certo non è semplice, appunto, come sono qui 7 giorni su 7, anche la domenica. Però sono rimasto da solo, una volta eravamo in 2, adesso mia mamma che mi dà una mano. Comunque bene, insomma, lavoro c'è, la zona è molto ben movimentata, anzi credo che questa sia una delle zone migliori di Udine comunque, conoscendo insomma abbastanza bene la città, credo di poter dire che questa sia una delle zone più trafficate, certamente meglio rispetto ad altre zone di Udine, questo sicuramente, quindi per adesso sta andando bene, ecco. Ne abbiamo parlato anche con in altre edicole, con altri commercianti della zona. Effettivamente questa è una zona che vive felicemente una seconda stagione di grande successo, nel senso c'è molta gente, molte attività, il che ovviamente contribuisce a rendere vivace una zona del centro leggermente più fuori rispetto al centro stretto, però comunque commercialmente molto viva. Sì, infatti anche confrontandomi con altri miei colleghi effettivamente in centro non c'è, credo, la stessa vita, tra virgolette, che posso registrare qui in questa zona, a Largo dei Pecci, le via Squini. Sì, il centro, appunto, per come lo conosco io, oggi si trova un po' in difficoltà, credo. Quindi qui va bene, ecco, è una zona di transito, di passaggio. Quindi come posizione molto bene, sicuramente. Porta sia clienti di passaggio sia appunto c'è una clientela fissa in realtà molto fidelizzata. Esatto, questo è uno dei vantaggi per l'appunto, perché ho un nucleo di clientela fissa e poi per l'appunto molto movimento, agevolato anche dal parcheggio, dal visionario, dai diversi locali qui in zona, questo sì. Ti faccio una domanda invece che è relativa all'inchiesta pubblicata questa settimana. Si parla di legittima difesa, naturalmente ci si divide su questo tema, non tutti i pareri sono unanimi e c'è ancora molto da fare. Che cosa ne pensi tu? Credo che il disegno di legge debba essere approvato personalmente, perché credo che ci sia la necessità di introdurre una normativa che tuteli maggiormente il cittadino, perché da quello che chiaramente si sente, da quello che possiamo constatare, personalmente ritengo che non ci sia tanta tutela, quindi credo che questa legge sulla legittima difesa debba essere approvata, sicuramente. Buongiorno, posso una domanda per Telefriuli? Legittima difesa, a favore o contraria? A favore. Lei si difenderebbe? Sì, a un certo punto, anche se sono così. Legittima difesa, favorevole o contraria? Il decreto Salvini, contrarissima. Perché? Perché c'era già prima. Quindi non cambia niente? Non cambia niente, anzi. Legittima difesa, a favore o favorevole o contrario? Cosa ne pensa? Favore. Lei è un privato o un'attività anche? No, io sono un privato. Quindi lei, se avesse la possibilità lei si difenderebbe, diciamo. È il mio diritto, sì, difendere la mia proprietà, la mia vita, sì. Buongiorno, una domanda per Telefriuli. Legittima difesa, favorevole o contrario? Contrario. Perché, se posso?
perché credo che girerebbero più armi e il rischio è superiore ai benefici. Legittima difesa, favorevole o contrario? Favorevole, Perché? perché ognuno ha il diritto di vivere in pace, di non essere assalito in casa propria, ma anche per strada. Legittima difesa, cosa ne pensa? A favore o contrario? Lei anche che ha un'attività. A favore, Fanno bene a muoversi al governo. io penso di sì. Edicola Friuli finisce qui, il prossimo appuntamento è per venerdì prossimo a Passonso, grazie a Emanuele e Marisa. grazie mille dell'accoglienza. Grazie a voi, saluto tutti e buon lavoro, grazie. Arrivederci. Arrivederci, Arrivederci, grazie. arrivederci.